Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Spesso molti di voi mi chiedono quali sono i libri che posso consigliare loro da leggere per studiare, approfondire e imparare ovviamente qualcosa di valido nel settore dell'esoterismo e dell'occultismo. Per quanto riguarda la mia formazione, dunque, ci sono dei testi che sono dei capisaldi molto fondamentali per quello che è stato appunto il mio percorso personale. Ho deciso dunque di condividerli con voi, ma non mi limiterò a parlarvene, ho deciso di leggerli con voi. Eh sì, leggerli con voi. Dunque armatevi di pazienza, oggi cominciamo con Frabato il mago, scritto da Franz Bardon. Dunque, se avrete pazienza, giorno per giorno, una decina di minuti alla volta circa, leggeremo insieme questo libro. Ci aspetta comunque una bella esperienza perché è un testo molto coinvolgente e spero di essere all'altezza della lettura di questo libro che appunto, ripeto, per me è stato come dire, un segno e una chiave di svolta decisamente importante. Dunque cominciamo, sappiate che la collana di questi video avranno tutti la stessa copertina così che possiate leggerli e individuarli facilmente, li raccolgo comunque all'interno di una playlist per rendervi facile la ricerca e l'individuazione di questi video e li numererò così che potrete proseguire in modo progressivo quando ovviamente avrete tempo. Dunque lanciamoci in questa lettura. Parto dalla biografia che è compresa all'interno del testo di Frabato il mago, che dice così. Le notizie sulla vita di Franz Bardon sono molto fumose e frammentarie. La presente biografia pertanto non vuole essere esaustiva o assolutamente corretta e va considerata solo come spunto di ricerca per il fine storiografo. Storiografo. Egli nacque il 1° dicembre 1909 ad Opava, nella Repubblica Ceca. Era il primo di 13 figli, unico maschio. Secondo quanto riportato dai suoi discepoli, lo spirito di un grande iniziato, incaricato di una missione da compiere sulla terra, si incarnò nel corpo dell'adolescente Franz Bardon quando questi aveva 14 anni, in risposta alle preghiere del padre Victor, un mistico cristiano, che ardentemente desiderava la guida di un maestro spirituale. In quel periodo Bardon faceva la scuola d'apprendista meccanico presso lo stabilimento Minerva e l'improvvisa modifica del carattere e della calligrafia e la cultura superiore che dimostrava in tutte le materie lasciarono totalmente stupiti i suoi insegnanti che informarono il padre del cambiamento radicale del ragazzo. Tra i 15 ed i 16 anni collaborò attivamente con la polizia locale per ritrovare le persone scomparse. Gli investigatori gli consegnavano una fotografia della persona da trovare e lui, dopo pochi secondi, era in grado di dire se fosse viva o morta e la sua ubicazione. Dai 17 ai 30 anni il giovane Franz calcò le scene dei teatri d'Europa e soprattutto della Germania, con il nome di Frabato, tenendo conferenze e dimostrazioni pubbliche sulle forze superiori. Anche se molti pensavano che fosse un grande illusionista, in realtà egli dava dimostrazioni pratiche di vera magia usando le sue capacità occulte. In Germania attirò l'attenzione del Vogt, e qui c'è una scritta in tedesco, Freimaurer-Orden das Goldenen Centurium, letteralmente ordine massonico della centuria d'oro, che tentò inizialmente di reclutarlo e successivamente, visto il suo diniego a tale proposta, cercò di eliminarlo. Non riuscendoci, lo additarono alle autorità del regime nazista come potenziale spia grazie alle sue abilità di chiaroveggente, cosa che lo costrinse a fuggire fuori dai confini tedeschi e a riparare nella sua patria. Bardon aveva numerosi amici e colleghi sparsi in Europa con cui era in contatto epistolare. Quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale cercò di interrompere ogni corrispondenza per evitare che in tal modo le SS potessero rintracciarlo, ma uno dei suoi amici, Wilhelm Quincher, continuò ugualmente, causando l'arresto di entrambi verso la metà del 1941.
I nazisti, nel tentativo di farsi svelare segreti occulti e magie, lo sottoposero a torture di ogni genere e anche ad operazioni senza anestesia. Anche Quincher fu sottoposto a tortura. Sembra che, non riuscendo più a sopportare il dolore, recitò una formula paralizzante contro il suo aguzzino che cadde a terra come un sacco, ma l'altra guardia che era lì vicino lo freddò con un colpo di pistola prima che riuscisse nuovamente a proferire verbo. Dopo 3 anni e mezzo, grazie ad un provvidenziale bombardamento che distrusse il campo di concentramento in cui era detenuto, Bardon riuscì a fuggire. Era il 1945 e la guerra volgeva al termine, così tornò in Cecoslovacchia. Poiché durante la sua permanenza in Germania aveva seguito gli studi di medicina, specializzandosi in naturopatia, decise di aprire uno studio medico applicando le sue conoscenze ermetiche per curare e guarire gli ammalati. Nel frattempo si concentrò sull'insegnamento del pensiero magico ermetico, componendo anche varie opere: l'iniziazione all'ermetica, la pratica dell'evocazione magica, la chiave della vera cabala, il libro della saggezza, il libro d'oro della saggezza, di cui è rimasto solo un frammento. Esistono poi 2 opere postume, Frabato il Mago, che è la sua biografia romanzata scritta dalla sua assistente e discepola Otti Votavova, e che in questa sede è possibile leggere per la prima volta in italiano, e Domande e risposte, che consiste nella trascrizione di una serie di spiegazioni date in risposta alle domande dei suoi discepoli su questioni relative all'ermetismo. Secondo quanto afferma lui stesso in Frabato, fu la fratellanza della luce ad imporgli di rivelare le prime 5 pagine del libro della saggezza, ovvero le prime 5 carte dei tarocchi, la rivelazione e il corrispondente libro, per rispondere all'esigenza di quanti in vita non hanno la possibilità di avere un vero maestro. Dunque Bardon avrebbe dovuto scrivere un'ultima opera successivamente al completamento della 4ª. Leggendo Frabato il Mago si evince che per Bardon la diffusione delle conoscenze occulte comporta un miglioramento per l'umanità, in quanto, se fosse conscia delle leggi spirituali che sottostanno alla vita stessa, sarebbe agevolata nella sua evoluzione e affronterebbe l'esistenza con piena consapevolezza piuttosto che soggiacere supinamente al fato. Ciò spiega sia la sua iniziale attività di dimostratore pubblico, sia quella successiva di scrittore. Tuttavia Bardon insiste molto sul fatto che, se non fosse stato obbligato, non avrebbe mai e poi mai messo per iscritto tali insegnamenti. Intanto le sue guarigioni miracolose attiravano sempre più persone che percorrevano centinaia di chilometri per andarlo a trovare nella sua casa, ed il maestro non si sottraeva mai alla sua opera instancabile di taumaturgo. Purtroppo la sua attività attirò anche l'attenzione della polizia comunista, la quale, accusandolo di non pagare la tassa sull'alcol, prodotto che usava per la conservazione dei suoi rimedi, e di preparazione abusiva di medicine, arrestò Bardon, che da lì a pochi mesi morirà misteriosamente nella prigione di Brno il 10 luglio del 1958, lasciando la moglie, una figlia ed un figlio. Sull'autore. Franz Bardon è nato il 1 dicembre 1909 a Katerein, vicino Opava, nell'attuale Repubblica Ceca. Morì il 10 luglio 1958 a Brno, sempre nella Repubblica Ceca. Seguì la scuola pubblica di Opava ed alla fine degli studi obbligatori divenne apprendista meccanico. Frabato era il nome che usava nei suoi spettacoli di magia ed era l'abbreviazione di Franz Bardon, Truppò Opava. La particolare natura di quest'opera mi fece riflettere a lungo se pubblicarla o meno con il nome di Franz Bardon. Alla fine optai per questa scelta a causa dell'importanza della materia trattata e della necessità della sua divulgazione. Infatti non bisogna nascondere al lettore il fatto che in realtà Franz Bardon fornì solo la struttura generale degli eventi raccontati in questo libro. Essendo pressato da poco tempo che gli restava, ne lasciò il completamento e l'abbellimento alla sua segretaria Otti Votavova. Sfortunatamente questo manoscritto postumo di Bardon non era pronto per la stampa e quindi l'ho dovuto rivedere. Mi piacerebbe fornire in questa sede alcune informazioni che, secondo Otti Votavova, ella riceve direttamente da Franz Bardon. Secondo quanto lei afferma, Adolf Hitler fu un membro della Loggia 99.
Oltre a ciò, Hitler ed alcuni suoi confidenti erano membri dell'ordine Thule, che non era altro che lo strumento esterno di un gruppo di potenti maghi neri tibetani che usavano i membri del Thule per i loro propositi. Hitler aveva l'abitudine di impiegare numerosi sosia in varie occasioni pubbliche come copertura contro gli attentati. Franz Bardon fu posto all'attenzione dei nazisti a causa della negligenza di un suo amico e studente, Wilhelm Quincher, Ram Omir Quincher. Quincher non smise di corrispondere con Bardon, sebbene questi glielo avesse chiesto espressamente, ed è così che i nazionalsocialisti vennero a conoscenza dei loro indirizzi di residenza e li arrestarono entrambi. Messo sotto tortura, Quincher perse il controllo di sé. Egli pronunciò una formula cabalistica che lasciò gli aguzzini improvvisamente completamente paralizzati, ma non appena gli effetti della formula cessarono, le guardie gli spararono sommariamente. Adolf Hitler offrì a Franz Bardon una posizione importante nel Terzo Reich, a patto che gli fornisse aiuto magico per fargli vincere la guerra. Inoltre voleva che Bardon gli rivelasse le locazioni delle altre 98 logge sparse per il mondo, e quando Bardon rifiutò la proposta fu esposto alle torture più crudeli. Tra le altre cose fu sottoposto ad operazioni chirurgiche senza anestesia, alla fine fu messo ai ceppi. Franz Bardon divise la sorte dei suoi compagni prigionieri in un campo di concentramento per 3 anni e mezzo. Nel 1945, poco prima che la guerra finisse, fu condannato a morte. Però prima che la sentenza potesse essere eseguita, la prigione in cui si trovava fu distrutta da un bombardamento. Fu salvato dall'edificio pesantemente danneggiato da alcuni prigionieri russi e riuscì a nascondersi dalla polizia nella sua patria natia fino alla fine della guerra. Successivamente ritornò a casa. Dopo la guerra Franz Bardon, tramite le sue abilità magiche, scoprì che Hitler era fuggito all'estero e tramite delle operazioni di chirurgia estetica aveva modificato i suoi lineamenti in modo da non poter essere riconosciuto. Le fotografie di Ermete Trismegisto, Lao Tse, Maum Tata e Shambhala presenti in questo volume furono originariamente pubblicate nel libro Das Buch von Buddha das Westens di Hans Albert Müller, Verlag des Ordens der Feldvollendung. Auguri. Questo fatto mi venne a conoscenza solo recentemente. Le foto furono inizialmente dipinte da un artista medianico che vide le immagini apparire nello specchio magico di Franz Bardon. Qui finiscono le notizie riportate da Otti Votavova. Durante i lunghi anni della mia conoscenza con lei ho potuto convincermi del suo amore per la verità. Nel libro The Practice of Magical Evocation, Franz Bardon ha spiegato che devono essere sempre presi in considerazione degli svantaggi quando si stringe un qualsiasi tipo di patto. Chiunque abbia studiato approfonditamente le scienze occulte non avrà difficoltà a giudicare logge, ordini, sette e gruppi. Si dovrebbe fare sempre estrema attenzione quando vengono chiesti soldi o giuramenti in cambio di insegnamenti spirituali e quando i segreti sono conservati dai gradi più alti e nascosti a quelli più bassi. Le prove relative agli eventi descritti in questo libro saranno riservate alle persone istruite e sviluppate in magia. L'umanità dovrà rassegnarsi al fatto che molte evidenze relative al funzionamento del nostro universo possono essere fornite solo tramite mezzi spirituali. Wuppertal, giugno 1979, firmato Dieter Ruggenberg. Per oggi abbiamo visto la parte che precede il libro vero e proprio. Era giusto e doveroso leggervi una introduzione e presentarvi la personalità, il personaggio di Franz Bardon, perché a molti è sconosciuto, ma è sicuramente stato uno dei primi reali divulgatori di un metodo semplice ma non certo non impegnativo, assolutamente intenso e molto ben dettagliato, molto ben strutturato per il progresso nella scienza ermetica, dunque per l'addestramento della personalità magica, che è tutt'oggi il modello a cui io e il Marietto Veneziano ci rifacciamo durante appunto gli incontri e gli appuntamenti che dedichiamo alla formazione magica. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui.
con la prossima condivisione continueremo il testo Fra Batto e il Mago. Mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti al mio canale, vi aspetto la vostra iscrizione e vi invito ad iscrivervi anche al canale del Marietto Veneziano. Vi ringrazio moltissimo per essere stati qui e vi auguro una buonissima giornata. A presto dalla vostra Hildegarda.